scusa, abbiamo fatto la festa della donna. Questa canzone E mo? ascolta con emozione. So che per me farebbe ogni cosa se io l'abbraccio senza radiosa. Lei mi prepara, so che mi piace, non si lamenta se sono vivace. È disponibile ogni momento, chiunque con lei è sempre contento. Viva i nonni, nonni cari, nonni preziosi, nonni giovani. Viva i nonni, nonni cari, nonni preziosi, nonni pieni di bontà. Dedico al nonno questa canzone, lui che per me ha tanta attenzione, è per davvero nonno speciale, giovane e forte, un po' originale. Lui mi difende, mi dà ragione, gioca con me, a dame a pallone. Con il nonno io mi diverto, cose buone. E c'ha la di allora, sono importantissimi, oggi come oggi, anzi, buongiorno e good morning. A tutti noi Oggi l'ho detto anche in inglese perché oggi è tornato la mia spalla destra-sinistra e buone vista. Buongiorno a tutti, 21? Sì, 21 mercoledì, il giornale nasce perché sì. il giornale del mercoledì. Allora ragazzi, il mercoledì applica il giornale con Zio Levi. Dopo. Per favore, buongiorno ad Enzo Del, vi ricambio i saluti. Enzo, lei la sarva c'ha dormire. E non capisci. Tu non capisci, stiamo ancora un po'. Andiamo al porto, andiamo là, è solo l'una. La sarva c'ha dormire. Non è cazzo, torna a te. Buongiorno, The Gateway. Ciao Vicky, grazie per il saluto ragazzi, bello venuto da Modena. Come Modena? Allora, 2 minuti di serietà. Ragazzi, scusate, una fesseria. Vai a Modena, vai all'ufficio tecnico, è uscito un ragazzo garbato, educato, che ha fatto quello che doveva fare. È uscito un dirigente educato, garbato, ha fatto quello che doveva fare. Nessun dirigente grida in mezzo ai corridoi, nessun impiegato per vedere sparachezza di casale, che per vedere il patrono del comune. Invece dalle nostre parti ogni giorno per vedere che io ho sindaco, invece il sindaco sta solo. Sì. Abbassate un po' la cresta, scendete dal podio, le persone normali. Capito ragazzi, che è da cosa che ci venga a parlare? Di cristiano normale. Ma vedi proprio anche il piacere che loro vanno. Cioè, ecco, vedi, io del nord mi manca proprio quello, mi manca l'educazione. Le cose fece. Le cose facili, però quelli del nord non hanno quello che abbiamo noi. Che se quelli avrebbero quello che abbiamo noi, e qua ci sono parecchi che stanno al nord. Il nord sarebbe una cosa stupenda, noi abbiamo il clima, sì, ho capito, no? Non hai capito che per esempio che la pizza, la tarantella, gli spaghetti, sono d'accordissimo. Fate che? Sono d'accordissimo. No, ma il problema è che anche qua lavorano, ma lavorano male. Ma che? Bravo. Io quello lì volevo arrivare, perché loro le ore le fanno lo stesso. Ci vuole come dall'ufficiale pubblico, figurati, per vedere tutto i dirigenti che fanno i patroni. I dirigenti che fanno i patroni, signore, poi urlano per il corridoio. Da volta che non veniamo qua, zio. Oh, Michele, facci vedere, Michele, facci vedere. Sì, lo salmone, c'è lo salmone. Ragazzi, qua è spettacolo. Vedete, atteso che passi così. Ce le mangi? Rimorato, non aspetta niente. No. Ciao ragazzi, bella schema sta puntata. Buongiorno. Ciao ragazzi. Invece noi dobbiamo comunque le uova ci abbiamo stamattina. Complimenti per la sede nuova, zio. Ma che bella la sede. Ragazzi, per favore, facciamo un applauso virtuale a zio Lello.
Cioè veramente No, io dal voglio, nulla ha fatto tutto no, queste cose. io voglio ringraziare una bellissimo. persona che veramente crede in noi e mi ha dato una grande fiducia, e è del nome di Lino Cafagna, che grazie a lui abbiamo avuto quella sede. Ho capito che è. Della cosita, della fenica stavo che di bravissimo. Grazie a lui abbiamo avuto. Che struppiamo sempre, non chi fedelissimo, sempre così. Fa niente, Cafagna, ciao. Ci ho visto due barletti. No, lui è Battero Leggi, qui Casero sopra. Orto Ciccio Minini. Qua è Ciccio Minini, ragazzi. Buongiorno Peta, napoletano, buongiorno Vicky, buongiorno Pina, buongiorno. Scusa, ma ieri Matti, invece ti devi dare. Una grande. Una voce femminile, ma anche una bella voce. Tu la vedere la signora è molto simpatica. Perché mi è venuta anche oggi? Sa fare la bambina, sa fare la voce da Perché mi è maschio. venuta anche oggi? E non lo so, mi doveva chiamare. E tante chiame. Vabbè, no, ieri era senza macchina e gli ho dato un passaggio. Vabbè, E io gli ho detto, vedi che io sto facendo la diretta. Vabbè, non ti preoccupare, l'importante è che non mi dici il nome. Quindi bella sede, complimenti a zio Lello. Ma lo sai che tu sei responsabile? C'hai una responsabilità sulle spalle, zio? No, medicina, Sì, ma una responsabilità e i soldi, guys. I soldi vanno bene, zio. I soldi sono quando vengono a girare come una non dopo 18 euro. Non si parla, sono per Cattive due figli che stanno a Cambridge. Ragazzi, una cortesia, ragazzi, per favore. Quando Ti saluto mia sorella Irene. Ciao Irene, ha detto Irene, ma non parla più del leader Franco. Irene, forza Id sempre. Pizzata, street sta te. Guarda, street. Pure Irene. Street sta. Irene, stai street. Ho visto ragazzi. Allora, mandate i ragazzi all'estero, ma non li mandate alla gita scolastica. Che quando i ragazzi vanno all'estero 10-15 cristiani assieme agli amici italiani vanno a fare la gita, non vanno. Un saluto a Silvana, buongiorno a Ruggero Alfarano. Silvana, quando esce il saluto tuo, lei lo si blocca tu. Silvana è una mia carissima amica che l'ho conosciuta, è di Canosa. Cioè io apprezzo le persone che non sono di Barletta e amano la nostra pagina. Vabbè, ma c'è una mia, ama te, che da Canos quello non ti interessa di Barletta, c'è una mia, non ti interessa se andavo a No, bugia, no. C'è una mia, non è che sapendo io Barletta. Non sono no, è venuto a lavorare. Oh, vedi che bel bar, la bottega del babà. Qua fa il babà? Sì. E quindi non mi viene a trovare. Certo, bello. La luce è troppo forte, la luce deve essere nitida. Quindi rimasti in un bellissimo buongiorno, 2 o 3 non l'hai visto. Bello, ragazzi. Ci siamo divertiti, è stato anche breve. E quindi vediamo. Ecco perché io ragazzi cerco di fare altre strade proprio per farvi vedere la nostra magnifica città di nome Barletta. A Barletta dovete sapere, cari amici di barlettani, che c'è una scuola di inglese che si chiama The Gate, e dove c'è il signor Franco Di Micoli che vi accoglie. Rosa ha detto la settimana prossima. Mi ha fatto vedere la pagella. Franco, mi ha fatto chiedere. È vero. Bello, ma io pensavo, siccome che mi diceva la mamma che non andava tanto bene. Devi sempre spronare. A proposito, cari amici, lo dico ora e non lo dico più perché non è una festa per tutti. Allora noi il 1° marzo faremo la festa del compleanno di Barletta Vestre. 4 anni. E allora il posto magico che andremo, ve lo faremo sapere a Umaum. Ci saranno tutti gli amici di Barletta Est, faremo una pizzata. Il menù è quello che vuole mangiare mangia, perché non vogliamo fare. Se l'unica cosa che vai da pagare voi, tu puoi pagare, e poi ci posso fare. Non capito perché c'è quella cristiana. Se non sta lì. Quindi 1° marzo, che giorno è il 1° marzo? È di giovedì. Giovedì 1° marzo è prima delle preelezioni. Io lo volevo fare dopo le votazioni proprio per evitare
sti ancora pensano che è roba politica. Si vota sì, si vota il 4. Votate Mazza, e fate Italia. votare il barlettano. A Ciopulete ma ha votato un barlettano. Scusa, 4 marzo. Ciao. Andiamo di qua. No, vabbè, Ma- andiamo al mare, dai, se vuoi andare al fai il mare. testa coda, hai fatto testa a No, posto. poi che avevo marciato a Pince, ce ne fermavo. Buongiorno pure a Franco, mi da stu Kiev. Ciao Franco, buongiorno. Pure c'è che dici pure a Franco, capito? No, Babù. no. Ah, pure a Franco. Capito? E chi sei? Oh, Franco la Fazzolito notte. che si chiegano. Dai, trattatemi buona zio. Prima dice ciao, poi pure a Franco, capito? Che noi siamo Fiorello. Ehi, noi siamo Fiorello e Baldini. No, Baldeno no, che Baldeno. No, ma diciamo. Baldeno fa un secondo Delle tutto sciocche, via. Ah, è che Miami, ragazzi. Miami Beach, ciao Giovanni Camargiu, Miami Beach. Oh ragazzi, ma vi rendete conto dove abitiamo noi? Noi abitiamo in una città di nome Barletta. Oh, rendetevi conto di sto. Ma come sappi che è firme, zio? Sei. Vediamo, tu stavo dicendo, tu sei responsabile, perché adesso tutta questa gente che siete te vuole sapere, ma ci facciamo sentire, sì o no? O ma stai sempre come wir a dire, ma. Facciamo una cosa seria. Beta Capasto, ti piace questo mare? Vedi quanti ci cuoricini, e ragazzi condividete. Ieri ho controllato, non condivide nessuno. No, nessuno. Vedi che non stacca male oggi, no? Bello. La barzelletta di oggi è. Non è che barzelletta, la dentro ci stiamo proprio terrate, lascia stare. Allora, la mattina mo mi devo superare. Stamattina vi dico una barzelletta. Umor inglese o umor barlettano? Umor inglese o umor. Barlettano. Serena, buongiorno, Anna Viciabella. Cipro è uno spettacolo. Ho letto la storia del petrolio a Cipro, e vedere pure il petrolio, ragazzi, c'hanno solo il petrolio. Tu non hai capito che sto mangiando solamente forchetti. E quindi questo... Allora, diciamo la barzelletta di oggi. Sentiamo una bella barzelletta, dai, vediamo se siamo capaci di dire questa bellissima barzelletta. C'è di barzelletta, una bella. Votato il barlettano di centrodestra, Leonardo Bush, tu potevi che ti cavo, tu votato il barlettano, c'è un voto suo. Cioè, qui vedi, noi non facciamo campagna elettorale come fanno altri. Noi faremo campagna elettorale all'amministrativa. Votate 5 Stelle. Votate. Io voglio sapere una cosa. Una pagina che si chiama Barlettani, che parla solo di Movimento 5 Stelle, che a me non mi sono neanche antipatici, anzi. Però tu ti appropri di un nome barlettano e usi la tua pagina per i fatti tuoi. A me, sinceramente, non sta bene. Ha aperto capitolo, chiuso capitolo e non girerei. Ognuno si assume le proprie responsabilità della vita. Perché noi siamo sempre bravi a parlare sempre da dietro. Ma tanto, no, adesso aspettiamo il 4, vedete? Poi la campagna elettorale ce la no, e poi vi dico che un politico di questi tempi veniva sempre osannato da un uomo che aveva era un po' handicappato dagli arti, praticamente non aveva come si chiamano i tributi? Non aveva, allora diceva qui, ma mettimi a lavorare, per favore, io sono invalido. Ma qual è la tua invalidità? Sto senza palle. E va bene, dai, chiama all'ufficio di contratto, dice ragazzi, perché domani deve venire questo qua, fargli fare 3 mesi. Dice, voi che orario fate? Noi facciamo dalle 8 alle 2. Allora tu vieni dalle 10 alle 2. E perché, scusi, gli altri dalle 8 alle 2, io dalle 8 e dalle 10 alle 2? Poi c'è chi dalla te dice che ti per tu già la fe. Cazzo per la strada. Ti piace? Sì, eccezionale. Beh, Bucci, ti voglio bene, adesso che hai fatto campagna elettorale a direttore Forza Salvini, ha detto che ti cavo stamattina, Bucci. Vedi la libertà nostra. Ciao, tu danno un caffè, mo? Ti è piaciuta, Ruggero? Va bene al Farano.
Beh. Bucci, chi è questo Bucci? Capisci? No, Ha sinceramente detto che sta a Milano. io li conosco tutti, ma non mi ricordo. Hai alzato a parere te che fece freddo. Ma zio, ma per vedere che Sto congelato stamattina, capito? No, voi non vi preoccupate, che poi la campagna elettorale ce la faremo a noi stessi. infatti. Perché cominciamo a raccogliere le firme e non ti spaventate, scendi, quando dici che scendi ci mettiamo in mezzo, scendi, zio. Ah, Sandotto. Perché ti diranno che sei vecchio. Tutta quella smania che sai tu, vecchio sì, E perché e sei perché non faccio niente di male, perché devo andare a prendere i giornali. le nuove sono migliori, le tue non vanno più, Sarai vecchio. ragione non ha. Ragione non è più, ragazzi. Che spettacolo stamattina, né? Saluto a Leila, Leila. Mariana, come stai? Mariano sta benissimo. Oggi Leila, Lei. Irene, via, Irene, come ci vuole bene. Facciamo le persone serie. Irene, buongiorno. Oh, buongiorno Franco. Grazie. Vedi, Irene. non perché è surma. È una persona a piombo. È una cristiana a piombo per A piombo, va bene Irene. va bene a Bayern. Quando faremo campagna elettorale, Irene è il mio braccio destro. Ma Irene, la mascia perché Irene lo voti a Franco, Irene? Diceva, raccogliamo il braccio destro mio sarà Irene. Andiamo in giro a prendere i voti da tutti quanti, dobbiamo stare. Paola, tu mi voti a me, Paola? Sì, dobbiamo andare tutti quanti. Tutta le solite cose, però. Paola, sei ancora in Olanda, Paola? In Olanda Auguri, sta. ieri è il compleanno di Paola, fai gli auguri a Paola. Auguri Paola, quanti anni fai? 22, 23. E stai in Olanda? Sì. Ruggero a fare l'Elo Sid e ci mancherebbe. Sì, Irene mi aiuta un po'. L'Elo Sid dove fa una. C'è spettacolo, ragazzi, c'è spettacolo. Camminero! Mi piace questa, E lo so che vai a C-Blu, ma sai quanta bella canzone, e poi abbiamo i zizzosi, sì, vedi? comunque questa è la prima cosa che risolveremo. Madonna mia, veramente, guarda. Si mettono Cioè, ma ti rendi bidoni. conto, vedi un po', dai, non saputo. Respirerò. Chi è questo cantante? Lo Zucchero. sento. Ah, Zucchero, è vero. Leonardo Bucci, ti voto io ora. Ha detto che non ti ricordo gli amici, dici che è amico tuo. Io non ho detto che non. Leonardo Bucci, me la fotografia, sarà un zero, non sarà qui. Io ragazzi, io conosco 3.000. Poi i nomi io non li so distinguere. Poi quando io vado, ne tausi, sai quante volte capita questa cosa? Perché ti sfatti? I nomi tutti in vino. No, è bugia. Tipi a quelli che io mi ricordo, lo dico, sono sicuro. Allora, Irene, incominciamo subito, quindi dobbiamo raccogliere le firme, ragazzi. Il Mare Nostro. Che bello il mare, maestro ti chiama. Mare Nostro, attenzione. Maestro. Tu sì, maestro. Irene, cominciamo a raccogliere le firme, dai. Facciamo la lista, bello. Questo è tu Fai lui. Perez. Ciao. Se scappato, come si chiama? Gattausi, Come voce, Mamma mia, comunque fra, mo parliamo di cose serie. Se il Milan vi supera è finita per voi. Il problema è qual è? Che vengo parlando ci superascio. Gli soldi finiscono, che anche te a bancare e tu ce n'hai. Ma io non vero sto. Come io vero? Quali sono i soldi girati? Mager fa lei. I soldi girati. Mager fa lei. I soldi girati sono sempre girati. Ciao, nella vita sale a sci. Perché noi siamo andati in Serie B e il Milan fallisce, sai che bello? Ma non ci conoscevamo quando si in Serie B? No, ma come stile? No, io orgoglioso della mia squadra perché la Serie B l'ha voluta solo il signor Agnelli. E basta. Perché per togliersi davanti al signor Moggi, perché era diventato il proprietario della Juventus. Ecco, bravo, non sapevano come togliersi da mezzo, hanno inventato questa pagliacciata. Però sono stato contentissimo di questa pagliacciata che ci ha portato a risalire. No, a parte a risalire e a ripulire tutto e a vincere un mondiale, perché grazie a quell'episodio abbiamo vinto un mondiale.
No, è così, perché siamo andati con un orgoglio là che tu non ti immagini neanche. Giuseppe Gatto, stai guardando in diretta, salutaci allora, Giuseppe Gatto, salutaci allora tutti quanti, ragazzi. Ho visto che avete fatto la serata là al sottopasso di Via Einaudi, hai visto? Bellissimo. Cioè, e quella a Napoli a Natale poi. E poi ma ce vedete. Dissero a Natale, sa passare da 2 mesi. Lo so, però comunque stanno facendo una bella opera. Comunque non è che Barcellona passa, Ruggero, buongiorno, hai visto? Che appena glielo dici. Ma dovete salutare tutti, così dovete fare. Venite, quindi io, Lelio Rosso, Enzo Delbi, Peppino De Ber, Franco La Notte. Vi siete fregati uno scudetto. Irene, e poi abbiamo amici. C'è bell'asna, ma non è che tu Scusa, ma si può mettere anche Irene in lista? Tutti, ragazzi. Irene non lo sapete politico, Irene è una femmina che si furticaci in meno e ha carità pur se non si sta qua dentro. Non perché è mia sorella. Bisogna stare nell'elenco e basta, solo per raccogliere i voti e andare là, capito? E andare a parlare per il pullman, via. Beh ragazzi, abbiamo fatto una bellissima, ecco, il The Gate vi saluta la scarpetta, con la scarpetta. Stiamo organizzando che chi... Ragazzi, street stanno, stiamo arrivando. A maggio sono le elezioni, a maggio? Sì, stiamo arrivando. A maggio, come diceva quello, ci siamo anche noi. Ciao. Beh ragazzi, vi auguriamo una buonissima giornata, un buon mercoledì. 21 Stasera febbraio. gioca la Roma, forza Roma, io sono italiano, non sono come gli altri, io mi distingo sempre, sì, perché sono uno sportivo. Lei è sempre lei, grazie, a precedenza c'è detto questo, che ti conosci. No, conosci. Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti, a tutto la community di Barletta Est, un bacio e grazie ancora che ci sostenete sempre. Buona giornata a tutti, un bacio ragazzi, Barletta e buone feste. Buongiorno a zio Enzo, mo che si alza. Ciao ragazzi, grazie. Ciao.